Buongiorno e bentornati a questo nuovo appuntamento del ciclo che il Progetto Comune ha organizzato per incontrare i candidati alle prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi una persona che si è distinta a Bruxelles, adesso vedrete che la riconoscerete, si tratta di Rosanna Conte, grazie per essere tornata. Grazie a voi assolutamente dell'invito, mi fa molto piacere essere qui. Bene, Rosanna Conte si candida appunto per la provincia di Venezia, il Consiglio regionale e nelle fila naturalmente del suo partito, il partito della Lega. E come sempre diciamo qualche notizia sulla nostra ospite. Rosanna Conte, 57 anni, è nata a Portogruaro dove esercita la professione di avvocato. Vive tra Caorle, la città in cui è cresciuta, e Portogruaro. Si definisce orgogliosamente veneziana e ancora di più veneta. Dal 2016 al 2021 ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale a Caorle e dal 2019 al 2024 è stata deputata al Parlamento europeo per il suo partito, quindi la Lega. Durante il suo mandato a Bruxelles si è distinta per l'elevato tasso di produttività e di presenza, risultando tra gli europarlamentari più attivi. La sua attività si è concentrata sui temi della pesca, della cultura, del turismo e dell'agricoltura, oltre che su disabilità, sport e fondi europei. Quindi siamo proprio nell'ambito anche della ricaduta regionale, certo, perché questi sono argomenti proprio... Sono stati scelti apposta. Ecco, anche per avere una continuità, sì. Immagino, quindi. Bene, allora facciamo una domanda di carattere generale. Durante i tuoi 5 anni a Bruxelles, che materie appunto riguardanti la nostra regione hai approfondito e che progetti hai presentato e sei riuscita a realizzare? Allora, quando sono arrivata in Parlamento europeo ho scelto le due commissioni che mi sembravano più utili per il territorio, quindi la pesca e i fondi europei. Per cui infatti sono stata nominata la coordinatrice italiana per la pesca, ero l'unica italiana per la pesca, soprattutto del nord, certo. Perché i coordinatori non ce n'erano capogruppo, io ero capogruppo l'unica italiana come capogruppo. Per cui ho avuto incarichi molto importanti e mi sono dedicata principalmente, l'abbiamo sentita, la battaglia delle vongole, sì. La battaglia delle vongole per 3 volte ho ottenuto la deroga, quindi per la pesca a 22 mm. Sono battaglie che non è facile vincere da un partito che poi tra l'altro era all'opposizione. Sì. E ci sono avute moltissime relazioni e contatti anche con gli altri partiti per poi giungere a dei compromessi e ottenere così questo importante risultato. Però dopo, visto che ottenevo i risultati, hanno deciso di darmi anche agricoltura, ambiente e disabilità. Tutti argomenti che mi stanno molto a cuore, mi sono stati molto a cuore e che ho cercato di portare avanti nel miglior modo possibile, avendo relazioni sempre col territorio. Ovvio, il mio collegio erano 4 regioni. Veneto, Friuli, Trentino e Emilia, però il mio cuore è da Veneto, certo. Per cui ho avuto una bellissima collaborazione con la Regione Veneto, con i quali devo dire sono stati molto collaborativi, abbiamo lavorato benissimo con il Presidente Luca Zaia e anche con i funzionari per portare a casa degli obiettivi importanti e questo ne sono estremamente orgogliosa. Per cui sì, è vero, sono stata una delle più attive da un punto di vista di relazioni, tanto che tra 705 deputati una mattina mi sveglio e trovo sul Politico che ero la quinta che aveva ottenuto più relazioni con gli altri stati e con gli altri partiti. Perché sappiamo l'Europa è un'istituzione più economica che politica e quindi è importante raggiungere gli obiettivi per portare a casa per il nostro territorio. Certo. Questa io ritengo che sia una cosa fondamentale, a prescindere dai partiti politici, dicevo anche ai miei colleghi. A prescindere dalla maglietta che indossi, devi lavorare per l'Italia in questo caso e poi io di conseguenza lavoravo per il mio territorio. Per forza, benissimo. Ecco, scendiamo un pochino sugli argomenti che ci interessano particolarmente. Allora, abbiamo chiesto anche a un candidato dell'attuale opposizione il suo parere sulla pedemontana veneta, che ormai è realtà, lo sappiamo tutti e funziona. Ne sono stati però evidenziati subito gli alti costi, mentre poi da altre persone si sostiene che ci sia addirittura una inutilità di questa pedemontana. Cosa pensi in proposito e quali ricadute economiche e logistiche sta avendo invece per le imprese e cittadini sul territorio? Allora, lo sappiamo, c'è un Veneto del fare e un Veneto del no. Noi della Lega apparteniamo
al Veneto del fare. Io soprattutto sono una persona più esecutiva che politica, quindi a me piace fare, essere una persona concreta. Per cui ritengo che in un mondo dove c'è una velocità impressionante in tutti i settori è necessario essere connessi tra i vari paesi e anche tra le varie cittadine, ma anche con gli altri paesi. Quindi sono importantissime le infrastrutture. Sappiamo che è nata come un'infrastruttura che sembrava pesante, addirittura come un deserto morto l'avevano qualificata. Non è assolutamente così, perché ci sono state nel 2025 22.800 transiti, quindi diciamo che è stato incrementato molto, è frequentato moltissimo, dando l'opportunità a chi ha attività produttive, agli imprenditori che hanno investito moltissimo e devono investire moltissimo, anche visto che arrivo dall'Europa, dalle norme stringenti dell'Unione Europea, dove li costringono a mantenere per l'ambiente determinate condotte, determinate regole, hanno investito nelle loro aziende e non possono vedersi i camion bloccati in coda perché non c'è la possibilità di viaggiare con scorrevolezza. Quindi secondo me è stata un'infrastruttura molto utile, che connette tutte le autostrade, per cui agevola moltissimo e aiuta anche a evitare che ci sia poi il traffico nei centri abitati e nelle zone limitrofe. Perfetto. Bene, ecco, un altro argomento che riguarda sempre le infrastrutture è quello che riguarda l'attuale Via del Mare, il progetto della Via del Mare, che dovrebbe essere la prossima grande realizzazione strategica proprio per quest'area del Veneto. Conosciamo quindi tra l'altro il tuo grande interesse per rendere le strade più efficienti, più sicure soprattutto. L'altra sera citavi la questione della strada della Romea, che è sempre tanto frequentata e ci sono troppi incidenti. Quindi a che punto siamo con la Via del Mare e come si concilierà lo sviluppo turistico e quello ambientale, soprattutto dei luoghi, diciamo, che verranno toccati da questa strada? Adesso stanno facendo delle osservazioni al progetto per modificare alcune cose, ma so che sono state fatte moltissime relazioni da un punto di vista dell'ambiente e sono risultate tutte positive, per cui non c'è un impatto ambientale e ritengo che anche questa infrastruttura sia importantissima. Capisco i sindaci che hanno fatto ricorso perché passano attraverso quei paesi che sono vicini che sono sulla Treviso Mare, ma è necessario comprendere che ci sono delle comunità costiere che vivono di turismo. E io sono di Caorle, vivo a Caorle anche, quindi lo vedo d'estate, questi paesi a fisarmonica, dove d'inverno, per carità, si riesce ancora a passare e non ci sono problemi, ma d'estate ci sono degli ingorghi pazzeschi, sì. E questi ingorghi, la premura di arrivare in vacanza, quello che volete, dopo creano incidenti che sono incidenti mortali, ne abbiamo visti moltissimi, quindi è fondamentale che le infrastrutture siano sicure, innovative e diano la possibilità di avere un traffico scorrevole sia per i cittadini, in modo tale che non si corra all'interno dei paesi, no, perché tra l'altro c'è anche una diminuzione dell'inquinamento ambientale, perché si evita di passare per i centri abitati e anche più sicurezza per i cittadini, che possono passeggiare tranquillamente e non si trovano in mezzo a degli ingorghi o situazioni particolari. Quindi ritengo che anche questa opera sia importantissima, con i collegamenti sulla 4 e quindi ci sono questi accessi al mare favoriti, come dicevo prima. Noi abbiamo Cessalto, è pericolosissima, la Romea, pericolosissima, tutte strade mortali, quindi queste agevolazioni, questo flusso di macchine e camion che scorrono più lentamente, anche perché possono raggiungere in tempo la storia più corta, quindi possono correre meno e raggiungere più velocemente gli obiettivi, certo, dove devono andare. Ma si ha idea dei tempi di realizzazione? No, i tempi no, io so che la 4 c'è la terza corsia della 4, sarà entro il 2030. Ah, ok. E devo dire che ho partecipato anche ad alcuni convegni fatti da Deverti per questa strada del mare e è sempre stata molto collaborativa. Ovviamente i comuni che si sono un po' opposti non sono proprio del nostro orientamento politico, certo, e quindi ero presente, per cui certo, cercano di creare degli ostacoli. Invece bisognerebbe guardare al bene del territorio e dei cittadini e di quella che è anche l'economia della nostra costa. Certo.
Ecco, un argomento a cui noi teniamo tanto di progetto comune è quello che riguarda i giovani, il futuro dei giovani. Secondo te quali strumenti potrebbe mettere in campo la Regione per trattenere i nostri giovani nel Veneto, che è la regione, io lo dico sempre, la più bella d'Italia, e quindi aiutarli a costruirsi un futuro, farsi una famiglia, però un futuro di lavoro che sia rispondente alla loro preparazione e anche alle loro attitudini, non solamente indirizzato, per esempio come accade qui a Venezia, soltanto sul turismo, cioè la regione deve dare di più come attrattività. Io, avendo avuto questa esperienza a Bruxelles, ho avuto l'opportunità di vedere moltissimi giovani che si sono trasferiti all'estero e ero anche orgogliosa perché al Parlamento europeo c'erano moltissimi che ci hanno dato soddisfazione, parlavano 4-5 lingue. I nostri giovani sono un motivo di vanto per noi. Però per chi non fa queste scelte e decide di rimanere nella propria terra, è necessario che le istituzioni, a tutti i livelli, in questo caso anche la Regione, diano un maggior supporto. E da quelle indagini che ho fatto io in questo periodo, durante la campagna elettorale, quello che mi viene richiesto è la formazione. Quindi è necessario che ci siano dei bandi, qualcosa che la Regione può ampliare, affinché i giovani possano avere una maggiore formazione qualificata nei diversi settori, che possono essere nella meccanica, nel turismo. Quindi ci vorrebbero dei corsi dopo le scuole superiori, sì, che ti inducano direttamente poi al lavoro, quindi una questione scuola-lavoro, una formazione direttamente pratica, uno stretto rapporto, e quindi ci vuole la collaborazione delle istituzioni poi con gli imprenditori che hanno l'esperienza anche per formare questi giovani, ovviamente con un supporto. Dopodiché c'è anche la possibilità di dare, per chi è innovativo, per i ragazzi che sono innovativi, con l'intelligenza artificiale, con tutte queste cose molto dinamiche, smart, dare dei supporti anche economici per le start-up dove si dà il supporto dell'esperienza degli imprenditori e anche magari possono creare degli uffici e in più degli aiuti anche economici da parte della regione per questi ragazzi che hanno queste idee innovative. Certo. E quindi in qualche modo inserirli già nel mondo del lavoro e accompagnarli in questa formazione. Certo, noi a Venezia vorremmo che ci fosse questa iniziativa, perché appunto abbiamo la fissa della monocultura turistica, che è un po' limitante, anche perché noi a Venezia abbiamo dei ragazzi, in questo caso formatissimi, in molte direzioni diciamo culturali, però poi il territorio deve mettere a disposizione, deve rendersi attrattivo rispetto alle aziende nuove e anche per la formazione di start-up, e quindi è un lavoro che insomma noi vorremmo che venisse promosso proprio per il nostro territorio di Venezia. Infatti dici bene, perché noi abbiamo delle scuole alberghiere specializzate ormai, quindi nel turismo siamo ben introdotti. E quindi ci sono diverse scuole alberghiere, ma ci vorrebbero anche altre scuole che aiutino i ragazzi, perché non siamo solo costa, c'è anche l'entroterra, abbiamo un sacco di aziende che hanno bisogno di personale formato in diversi settori, moltissimi settori tecnologici soprattutto, quindi è necessario individuare quali sono le percentuali più alte e poi focalizzarsi sugli investimenti su queste aziende e creare appunto un rapporto scuola-lavoro. Certo, bene. Ecco, un altro campo a cui tu ti sei dedicata molto è quello del welfare, e parliamo naturalmente di anziani, di persone non autosufficienti, di famiglie in difficoltà. In che direzione dovrebbe proporsi la nuova amministrazione regionale per andare incontro alle sempre maggiori richieste di questo mondo e necessità in questo settore, che comunque è sempre più difficile, perché soprattutto per quanto riguarda gli anziani l'età continua ad avanzare, natalità siamo ai minimi storici, perché mi sembra che ogni anno siamo ai minimi storici, quindi ecco, e quindi è un problema. Quello del welfare è sicuramente un ambito molto importante. A questo punto posso dire che il nostro candidato Alberto Stefani ha focalizzato in modo importante sul sociale, il welfare. E infatti ne parla, lo porta come suo cavallo di battaglia e vuole istituire proprio un assessorato dedicato al sociale. Sociale non si tratta soltanto di famiglie, persone disperate, ma soprattutto perché abbiamo un continente europeo dove la popolazione è longeva, a una certa età, e stiamo tutti invecchiando e non facciamo figli.
e quindi è necessario dare l'opportunità alle persone anziane che hanno fatto una vita normale durante il lavorato, dare la possibilità, magari sono sole adesso perché i figli non ci sono, non hanno figli, dare la possibilità loro di essere seguiti anche nelle loro case da un'assistenza domiciliare, come si dice, una medicina e sicurezza di prossimità si chiama, viene chiamata in questo modo, in modo tale che si possa aiutarli a poter mantenere, non essere costretti ad andare nelle case di riposo e continuare ad avere una vita normale e regolare in modo sereno nelle proprie dimore, nelle proprie abitazioni. Questa è una cosa fondamentale. Ovviamente poi pensiamo che hanno previsto un cambiamento d'età dal 2023, c'è stato un aumento del 24%, guardo per dal 24% degli over 65 e ci sarà un aumento nel 2043 del 34%, quindi siamo una popolazione anziana. Sì. Per cui dobbiamo cambiare paradigma, dobbiamo solo adeguarci e cercare di dare maggiore supporto agli anziani, alle famiglie, anche alle famiglie degli anziani. Poi ci sono i caregiver, sono importantissimi questi. Io me ne sono occupata in Europa sul fatto delle persone fragili che hanno bisogno di assistenza. E ogni volta il problema era, ma questi caregiver, che poi alla fine sono i parenti, i genitori che seguono, o i figli che seguono i propri genitori, non lavorano perché devono stare a casa. E quindi che tutela possono avere quando saranno loro stessi anziani? È necessario che noi cerchiamo di tutelare anche queste persone nel momento in cui perché è un lavoro che fanno, invece di affidare il proprio genitore o il proprio figlio disabile a delle persone strane, decidono di sacrificare la loro vita per dedicarlo al familiare. Queste persone fanno un lavoro socialmente utile per loro, è necessario che ci siano le dovute tutele per supportarli nel momento in cui saranno anziani loro stessi. Ecco, un altro argomento che tra l'altro ci tocca molto da vicino è quello che riguarda la sicurezza. Allora, è un ambito naturalmente delicato, lo sappiamo tutti, e che riguarda tutte le città, anche quelle più piccole che una volta invece erano delle isole felici, e invece ogni giorno abbiamo la testimonianza che qualcosa accade. Le città hanno le baby gang, noi abbiamo invece abbiamo una peculiarità che è quella rappresentata dai borseggiatori, dalle borseggiatrici a Venezia, e molti sono i reati legati allo spaccio di sostanze e quindi non siamo messi proprio benissimo, anche se magari le statistiche dicono che la situazione può migliorare o è già migliorata, però la percezione della gente è in tutt'altra direzione. Quindi quali sono le tue considerazioni in merito e quali proposte vorresti presentare a livello regionale in caso di elezione? Secondo me anche questo è un dramma sociale, che deve essere affrontato dall'origine e quindi con una sorta di prevenzione. E tornando al discorso di prima dei giovani, io ritengo che il problema nasca poi dalle famiglie e poi subentra nella scuola e nel crescere del ragazzo che in qualche modo viene un po' abbandonato e frequenta delle compagnie un po' particolari che lo portano purtroppo a delinquere. Quindi noi dobbiamo agire sotto diversi aspetti. Uno è quello di iniziare fin da bambini a dare delle cure preventive, quindi scuola, genitori, scuola, parrocchie, farli frequentare dei corsi di formazione appunto nel sociale, come è stato detto il Veneto. Un servizio Veneto, si chiama Servizio Veneto, un campus civico dove i ragazzi assieme alla protezione civile crescono e fanno dei corsi, un tot di orari, per poi andare a entrare in una mentalità e un'educazione fin dall'origine che ti entri nel DNA, perché è una cosa che ti deve entrare, quindi bisogna agire fin da piccoli, fin da ragazzi, per poi costruire delle persone sane alla fine. Il problema delle baby gang, ormai qua siamo all'esasperazione, non c'è un alibi perché un ragazzino è giovane e quindi deve essere assolto, no, questo assolutamente no, io sono per le pene severe e devono essere
sicure, perché non abbiamo neanche la certezza della pena. Lo sappiamo quante borseggiatrici vengono arrestate e dopo o non vengono neanche portate in caserma per problemi burocratici, perché devi fare le scartoffie, cioè non vengono neanche processate, o se si processano, quando le hanno processate non si presentano, non sai neanche dove sono e scompaiono. È successo anche a me, che sono avvocato parecchie volte, per cui quindi una tolleranza zero, assolutamente, da parte per quanto riguarda la pena, ma sappiamo che questo è un problema dello Stato, non può essere certo la Regione. La Regione, a mio parere, può in qualche modo incrementare, aiutare le amministrazioni, i comuni, creare un collegamento tra la polizia, tra i carabinieri, tutte le forze dell'ordine, in modo tale che si possano interagire tra di loro e quindi connettersi e dare un supporto economico proprio perché si possono utilizzare dei mezzi di videosorveglianza. Mi sembra che nel programma di Alberto ci siano 350 telecamere in più, di videosorveglianza in più in Veneto, e quindi aumentare questi supporti che diano una maggiore certezza e sicurezza, perché è inaccettabile che una donna vada in giro di sera da sola, non possa fare una passeggiata. Questa non è una cosa, qui in Veneto non è accettabile, non si può, e quindi bisogna in qualche modo provvedere e cercare di bloccarlo da un punto di vista educativo, ma anche da un punto di vista della giustizia. Ecco, come ultimo argomento vorrei toccare una materia che mi sta molto a cuore, cioè quello della questione del marchio Veneto 100%. Sì. E per proteggere naturalmente e promuovere quello che di bello c'è nel Veneto, quindi le nostre eccellenze, e ce ne sono tante. E ci spieghi il tuo pensiero in proposito e quali idee vorresti portare avanti su questo tema? Io ce l'ho molto a cuore perché praticamente lo portavo avanti in Europa, sostenevo il Made in Italy, ma per me nel mio cuore era il Made in Veneto. Perché diciamocelo chiaro, ma lo dicevo anche perché parlavo sempre della ricchia di Treviso, parlavo di tutte le nostre peculiarità, tanto che poi mi sono anche occupata di un dossier che, allora, sappiamo che ci sono le indicazioni geografiche protette alimentari, sì. Quindi la nostra eccellenza alimentare, tipo il prosecco, tipo il radicchio, le nostre cose alimentari, che sono importantissime perché per noi e per il nostro turismo l'enogastronomia è il top, vengono qua in Italia per vedere bellissime città, ma anche per mangiare bene, per cui sono la nostra identità e la qualità deve essere protetta, devono essere protette e valorizzate. Quindi cosa mi sono occupata delle indicazioni geografiche non protette, non alimentari. Okay. E siamo riusciti a tutelare anche il merletto di Murano. Certo. Abbiamo lavorato in sinergia con la Venezia, la regione, per andare a portare, e ormai siamo quasi arrivati alla fine, perché ci sono quindi quelle alimentari ma anche quelle non alimentari, perché abbiamo un artigianato perfetto, abbiamo un merletto, abbiamo il vetro di Murano e non possiamo permettere che la Cina ce li copi e faccia assolutamente questa. Dobbiamo avere un'eccellenza che deve essere tutelata e garantita e anche promossa, perché va bene tutelarla, ma noi dobbiamo promuoverla, dobbiamo essere competitivi, concorrenziali con gli altri stati. Certo. E noi in Veneto abbiamo tutte queste competenze, anche sulle altre regioni, per poterlo promuovere come un marchio Veneto fuori, quindi fare una promozione proprio del nostro territorio, sia dal punto di vista alimentare che quello non alimentare, perché abbiamo veramente delle eccellenze. Io mi ricordo che anche quando se vai in America da qualche parte, sei italiana, vengono a vedere come sei vestita, la marca degli occhiali, le scarpe, e noi anche qua alla Riviera del Brenta abbiamo dei calzonifici che sono assolutamente famosi, certo. E danno questa possibilità. Magari saremo un po' più cari, perché no? Ma offriamo identità e qualità, certo. Cioè noi garantiamo questo. Sì, senz'altro. Quindi, ma ti farò una domanda un po' così cattivella. Hai trovato tra i tuoi colleghi o comunque in Europa un po' di invidia nei nostri confronti? Assolutamente sì. Adesso rispondo anche perché nel periodo del Covid mi dicevano che mi invidiavano il governatore. Mi chiamavano per i corridoi del Parlamento europeo e dicevano voi sì che siete fortunati perché avete Luca Zaia,
accettala. Quindi questa è per me è un motivo di orgoglio. E poi però anche tutto il resto, sì. La cucina nostra, tanto che facevamo, a volte dovevo portare su qualcosa da mangiare, Sì. anche sì, in valigia. In valigia. In valigia, sì. Ho capito, bene. Quindi insomma il Veneto è universalmente conosciuto come una regione. Mi piace. E poi abbiamo anche bellissima. Venezia, la nostra città, Certo. è amata da tutti. Certo. Quindi. Bene, allora per finire, come abbiamo proposto agli altri candidati, ti chiederei di rivolgerti alle persone che ci stanno guardando e chiedere il loro voto, quindi dire perché dovrebbero votarti. Bene, il 23 e 24 novembre vi chiedo di andare a votarmi, di scegliermi, quindi vota Lega e scrivi Conte, perché? Perché posso dare qualcosa in più, grazie all'opportunità che ho avuto di andare al Parlamento europeo e stare 5 anni, relazionarmi e conoscere la macchina, vorrei tanto riuscire a portare queste mie competenze, questa mia passione, questa mia determinazione anche qui per voi in Regione Veneto. Benissimo, grazie. Allora ringrazio Rosanna Conte per essere stata qui con noi. Ricordo che Rosanna Conte è candidata alle prossime elezioni regionali con la Lega, naturalmente, che è il suo partito, e come sempre raccomandiamo di comunque andare a votare, chiunque vogliate, ma di andare a votare, perché non finiremo mai di dirlo che è un diritto ma è anche un dovere civico. E quindi vi ringrazio di essere stati con noi anche questa volta e vi do appuntamento al prossimo incontro. Arrivederci.